Siamo giunti ad un momento molto importante della serata. Come ben vi ho spiegato prima, è una serata questa musicale, ma anche una serata altamente sociale. Un po' di tempo fa mi fu chiesto da alcuni amici, insomma, di occuparmi di questa serata, di organizzarla insieme alla Fondazione Fedus. Io l'ho fatta veramente col cuore. In più, con Piero Schiavazzi, che è qui, eccolo qua. Ciao Piero, buonasera. Mi diede un input. Allora, facciamo questa serata per l'ospedale di Tirana, insieme al Cardinale Piolaghi, che io saluto, dedicata a Madre Teresa. Io da tempo avevo in testa di farmi scrivere una canzone per Madre Teresa di Calcutta, perché sono già un po' di anni che io ho deciso di non fare la diva, tra virgolette, nel senso, mi piace cantare, amo la musica, amo l'arte in tutte le sue sfaccettature, insomma, e in particolar modo volevo non paragonarmi a Madre Teresa perché sarebbe assurdo, però mi piacerebbe seguire un po' le sue orme. Infatti mi chiamano la voce della solidarietà, degli eroi senza voce. E questa donna per me è stata una donna che insomma mi suscita delle grossissime emozioni. Non riesco neanche forse a dire delle cose perché mi sono emozionata. Comunque, Vincenzo Incenzo che è qui. Vincenzo, ti metti in piedi? Dov'è Vincenzo? Eccolo qua, Vincenzo Incenzo. Ha scritto per Madre Teresa una canzone ritratto, l'abbiamo definita canzone ritratto, vero? Ma veramente descrivendo tutti i tratti di questa donna, in una maniera proprio che ti prende l'anima. E poi Davide Pinelli, eccolo qua, l'autore della musica, ha scritto la musica. Quindi stasera vorrei proporvi una canzone che è appena fatta, l'abbiamo incisa 2 giorni fa, 3 giorni fa, con un bellissimo video. Dobbiamo ringraziare il dottor Scielzo che ci ha fatto avere le immagini dalla televisione vaticana, dedicata a Madre Teresa di Calcutta. È una novità, ve la voglio proporre, poi vi spiego le altre cose. Donna fragile nel vento, luce della povertà, curva e stanca nel tramonto, tra le gole senza voce dell'umanità. Il messaggio tuo di speranza nella notte accende la via per noi. La tua carità attraverserà città, deserti e lacrime, qualunque guerra affronterà. La tua volontà è la via per noi, il tuo sorriso ci aprirà le porte della verità.
coi bambini abbandonati al tuo camice abbracciati per l'eternità. Il tuo esempio vivo per sempre, dove c'è bisogno di te resterà. La tua carità attraverserà città, deserti e lacrime, qualunque guerra affronterà. La tua volontà è la via per noi, il tuo sorriso ci aprirà alle porte della verità. La tua volontà è la via per noi, il tuo sorriso ci aprirà alle porte della verità. Grazie anche a lei. Bravo. Sono veramente felice che vi sia piaciuta, la sento da come applaudite. Questa è la mia seconda volta che dedico una canzone ad un tema sociale. La prima volta è stata per l'infanzia abbandonata e abbiamo qui la dottoressa Longo di Salerno, che è presidente dell'associazione La Magica Conchiglia, che si occupa ancora, e quindi stiamo ancora veicolando questa canzone scritta per l'infanzia difficile, e ci auguriamo di veicolare anche questa di Maria Teresa di Calcutta, una grande donna, un grande esempio.